Assessore Panontin, la Regione con la collaborazione di INSIEL intende gestire per tutti gli enti locali del Friuli Venezia Giulia in maniera centralizzata la redazione delle buste paga. Con quali modalità, con chi si parte e quanti e quali i risparmi? Allora, questo è un progetto che era contenuto già nelle linee guida della riforma. Avevamo già immaginato nel 2013 di poter arrivare progressivamente, per effetto del complesso delle riforme, a dare un servizio unico stipendiale, quindi gestione dei cedolini busta paga di tutti i dipendenti degli enti locali della Regione. In questo senso ci siamo mossi attraverso INSIEL con un centro stipendiale che ha dato un servizio sperimentale a diverse amministrazioni, servizio che è stato apprezzato, e abbiamo quindi inteso mettere a regime questo meccanismo. Adesso, sfruttando anche il superamento dell'ente provincia, noi ci convenzioniamo con le province utilizzando il personale, abbiamo già fatto gli incontri con le amministrazioni provinciali, utilizzando una parte del personale delle province cosiddetto di staff, cioè che opera nel settore della gestione giuridica del personale, per accentrarli nella direzione regionale di competenza e strutturare quell'ufficio unico che è un punto prodromico anche della riforma del comparto. Risparmi a regime ipotizzati? Risparmi ipotizzati sono stimati in oltre 2 milioni di euro a regime. Vanno considerati questi dati di grandezza. Oggi le ore lavorate per la gestione delle buste paga di tutti gli enti locali della Regione sono circa 12.000. Per effetto di questa riorganizzazione, al termine di questa riorganizzazione, le ore lavorate sono stimate in 4.000 o poco più, cioè c'è una riduzione di 2/3 delle unità lavorative dedicate a questa funzione che possono essere invece utilizzate per altre funzioni, e quindi un risparmio molto importante.